Questa vaina è stata fatta con s'aggiudu de sa Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Caso dessa Radio Televisione Sarda, una s'ultima puntata de oggi de Voces de Feminas, è una puntata con un artista di importo mannumeda, poiché sa voce sua è connota di aderus in tutto il mondo. E per me è un pregio a fare questa puntata, a serrare Voces de Feminas con un'amica stimata, Aleni Ledda. Saluti Aleni. Saluti a tu, Ottavio, e a tutti. La cosa bella, tenere questa possibilità di conoscere meglio questa carriera cosa tua, una carriera di aderuso, di importo che ha portato in tutto il mondo, ma mi piace a comprendere come ti ha cominciato tu, se è una cosa di aereo, di famiglia, si cantante in domo, come è entrata in tu questa forza, questo fuoco del suo canto? Io non mi ricordo bene quando ho cominciato a cantare, perché mi pare che ho sempre cantato, perché quando venivo in scuola piccola pure pipia, quando ci vede cantare si rientra sempre a me. Di sicuro perché in domo mia si è sempre cantato, cantata sa sorri del babbo, zia mia che di nanta come a me, Elena Ledda, che di nanta, grazie a Dio, che di nanta Elena Ledda. In verità di Dio non so Elena Ledda, sono Maria Elena Ledda, se Elena Ledda vera e stessa. È cantadissa, cantata a frate mio, cantata a Marcello, cantata a Speranza, è suonata su saiaio di mamma mia, suona la chitarra, suonata su frati di mamma, s'organo, su pianoforte. Dunque questa musica andiamo via da una cosa che ci via da ogni addio, via da casi sa normalità, del ponoso a cantare o a papà via casa sa cosa. E dunque dopo sempre pensavo che quando mi si stetti a manna, quando mi si fatto questo lavoro, mi piaceva dove volevo mai sa cantare. Non siamo manco commenti si poteva fare, perché tutta questa gente che ha parremonato, della famiglia mia, cantante, posso pregionsoro, cantante in domo, cantante in festas, zia Elena canta pure in giro, però sempre con i gruppi folcloristi, quindi a livello amatoriale. Certo. E dunque, come si è cominciata una professione, non manco riusciamo, e poi questo, per esempio, pensato di andare a studiare. Quando vemmo vitichera abbiamo preguntato a babbo e mamma di mi mandare a studiare in musica e non mi hanno mandato subito perché al conservatorio a questo tempo si via ancora in Castello e poi una che viveva in Quattuccio andava a Castello via commenta andai a New York e disparia troppo a largo meda e dunque mi hanno fatto a vettai quando abbiamo pagato per manicella e dunque a 14 anni mi sono iscritta prima al conservatorio. Però non vi ha preso il Castedesuso? No, via da già spostato via Baccarella e dunque se lo posso andare preso. E tu hai studiato però musica soboe mi pare e poi canto. Però questa cosa, su dritto cosa tua, sa voce cosa tua. Ma non è che ho scioperato di studiare io, siamo troppo piccola per studiare canto, non mi ho niente. Poi per studiare canto bisogna da tenere 6 anni e da noi teniamo scetti 14. Sicuramente volevamo studiare, insieme per contare di studiare organo, altri strumenti, abbiamo troppo un anno a voi corso e insieme sono mantenuti punti due posti, uno per flauto e uno per oboe. Dopo non siamo manco da via. Ho fatto 6 esami e mi sono cattata a studiare io. E compreso un anno, che stavamo contenta su proprio. Appena però fatto 2 anni su professore mio, su maestro mio, maestro Floriano, un grandissimo maestro, mi ha piegato, mi ha dato bene che
dove si cambiò a convidare anche una cosa che compriamo l'anno deo. Invece si hanno cominciato a portare questa classe di canto, ma la saunias. E sono un po' E quindi è cominciato. cominciato Sì. questa carriera bella che ha fatto lui. Ma e tu hai fatto però, siccome ti sei diplomata in canto e tenis questa voce di mezzosoprano, mi No, pare? soprano drammatico. Soprano drammatico. Però hai scioperato, de fai musica potevai de tradizioni, de etnia, de suo popolo sardo e poi de suo mesoterraneo e tutto canto. Ma tu hai fatto però, poi metà anni, e forse se ho tutto, un altro progetto che ti porta io da insa musica barocca, altre cose, poi gli studi che ha fatto lui. Hai quantato tutte e due stretto, no? Tutte e due In verità, dopo cominciavo a cantare questa musica sarda. E quando studiamo, dovevamo scusi perché non si poteva fare. E a Pusichio, per me da anni, venne tutte e due, sai, cioè a suonotte andavamo a cantare, scusi. E a Mengiano avevamo lezioni, abbiamo fatto concorso, abbiamo fatto tutto su dritto che si va di quando studia in conservatorio, quindi concorso, spoleto, Certo. tutte cose che si inventa. Quando abbiamo accabato tutto, cioè quando dobbiamo pigliare una IA, non dobbiamo scioperare, certo. non andai, non ha potuto nessuna duda, ha scioperato De cantare. di seguire a cantare questa musica popolare, questa musica sarda, di sicuro, e poi de mi gastai a giro puro. Certo. E a Pusighio, nella regione, però, sempre a traballare con una musica antica, cioè questa musica che anda da adesso Medioevo penso sul Rinascimento, con un gruppo che daremo a questo tempo, che si narra da prima il gruppo, quelli dell'Orco Nuovo e poi Scaramella, e io traballo a Meda, e ho fatto Meda cose con un'orchestra barocca puro, e fatto mi torniamo a cantare anche una cosa di lirica quando capitasse occasioni dovemmo, ma su sciopero cosa mia adesso è stato uno sciopero oltre che di arte, ma di vita puro. A me mi piace di più a cantare in sardo, mi piace di più a cantare questa musica cosa nostra, a questione in sardo, a cantare in sardo, perché non ho sempre, la voce mia tiene questo suono, tiene questo, poi canto in sardo, quando canto in un'altra lingua, si cambia il colore pure della musica, poi sul suono dona la lingua che canta pure. E tu hai questa bella vibrazione, che è una cosa. No, quando canto in italiano a volte mi pare di. Poi non ho mai offio cantare in italiano, a parte poi che mi piace di più, mi intendo più di cantare questa lingua cosa mia, ma mi pare che su sono pure quando canto in italiano è un altro suono, non va come viene di casi di impostare come ti canta si lirica, che non è proprio però non va che lo troppo liquidia come ti A liquidire è bello. No, Bocaso subito una grosità, di poter mera sono uscita ancora, si due sesi, Ceresina o Quartucciaia. Non riuscivo manco te ancora, in verità non riuscivo. Allora, scritto in ogni luogo cosa Ceresina, è vero, poi sono a Cianceragius, sono a Cianceragius, la famiglia di mamma mia è tutto Ceresina, o di questa spattesi, e la famiglia invece del babbo mio è tutto di Quartuccio. Io sono a Cianceragius, ma quando abbiamo scelto 5 mesi, babbo con mamma si sono spostati alla vita del babbo e io ho fatto un grande viaggio. E quando avevamo vitichedda, sicuramente che avevamo una Cianceragius e poi andammo sempre a Cianceragius, che è nonna mia, che è iaia mia, e mi piaceva andare in Meda che avevamo di Cianceragius, mi pareva che aveva commenti preso importante, una cosa di importo per un anno. In verità di due sopra Quartucciaia, poi ho fatto, vivo sempre in Quartuccio, ho fatto la scuola San Quartuccio, la amica mia, di importo, molti tutto sono vita, però siamo sempre a metà. Cioè, no? E oggi è tutto, tu vivi in Quartuccio. Ma poi a metà tempo si può vivere proprio
A su costado. All'acana, proprio di sì. 4 a 4 e c'era, quindi mica stiamo, c'avendo una parte, c'era una stata a 4. In mo invece vivo bruso in Savatti, bruso antica di 4. No, prima di cominciare a incidere disco che ci arrivava, però tu hai attento una bella relata pure con il mondo del suo folclore. Sì, Il suo signore. gruppo folcloristico. E quindi si stava a sta cantare o ballasta, o tutte e due le cose. Tutte e due le cose, abbiamo vedichetta temporada, abbiamo 2 anni, da 2 a 6 anni ho girato tutta la Sardegna in ogni parte, cantando e parlando con questo gruppo che si chiama Suberano di Quattuccio, e ci piazziamo mia pure, sorella mia, tutto sorrisi, insomma, si sono spaziato mai da poi, a 6 anni ho cominciato a cantare con frate mio. Cioè, cantiamo a solo, dunque si può più frimmai, non ci davamo a si ridotto tra scuola, cioè, fiatano quello troppo. No, su 79, su primo disco, a Mentos, ci via da frate tu, Marcello, una chitarra, ma ci via da pure uno musicante, un musicista, un artista manno, che ha insando a noi, con isso è una relata artistica che non è mai spacciata, anzi è sempre più manna, sempre più d'importo, Mauro Palmas. Fia su sedio gusto che andate per vai su disco con la Durium, che ora non esiste più, è una casa discografica che a questo tempo si conta a meda. Dobbiamo fare su disco senza uscire nuda, come si registra, come si vieta, tanti femmine malati che hanno pure registrato, ma sicuramente sono stati morire, che sono malati non mi diventa pure registrare, dopo una nuda e a pure registrare, stiamo morendo. Ma a un dia si registrato? È registrato in via San Lucifero alla Strega Castello, Record, la Strega Record, con Robertino De Martis, che è stato suo tecnico e registrato sul disco. Insomma, abbiamo fatto un disco, voce e chitarra con frate mio Marcello, però abbiamo fatto 2 canti su Campitaneso, pianta Goccio, abbiamo fatto Goccio del Sangelo, è una canzone a Cruba, Pilloni che sesi, e abbiamo fatto con il Launedda. E insando proprio Marcello mi ha nato, cioè Marcello è figlio, ma ricordo, ma comunque qualcuno della Strega Record mi ha nato. Invece dei serrani suonatori ma hanno già, e serioso, c'è un piccolo giovane che sono enti con suona officina e sono della Uneddas. E non lo conoscevo, ma poi andava bene, via su. E insomma, da inguno si può a Mauro, ma ha registrato questo disco ed è insomma in questa regione noi siamo il progetto nostro artisti non si punti mai divididos. Dopo una che Mauro invece si è diviso della Unedas. Dopo mi pare che a posto di questa registrazione pagavo a 3 volte da imperata, poi si donava a Samandola e tutti questi strumenti. Io ho suonato però per un bel po' di tempo su i Benas, anzi ha fatto un traballo umano con i Benas che piacetti isso, insando su Marcello Marras, Pago, a suonare questo strumento che si via Morendi, invece si sa a donare un aggiuto umano poi questo. E con Mauro in questi 40 anni siete prospuro e fatto di avere mille cose in Sardegna in tutto il mondo e cominciavo a tornare a Muricai a questa musica sarda, poi tu sei entrata in Sonofficina, poi ha fondato sul gruppo Sonos, Elena Led e Sonos e dunque Senguni si è cominciato a castiare pure fuori da questa Sardegna. Sattobio di Elena Led e Sonofficina è stato di importo umano, poi fia da un attopio che da una parte dopo abbiamo tutta questa conoscenza di questa tradizione, certo. tutto ciò che sciamo, tutto questa lingua, dei canti che abbiamo studiato per tanti anni, e a questa parte ci viene questa cosa bella di isso che invece orienta questa innovazione si narra da questo tempo. Pensando su Sattopio di queste 2 cose ha donato di adesso cosa bella meta, cioè a questo tempo siamo stupati che viene questa
questi azzardi, come Certo, sanno. io nadato world music, rielaborazioni, ma noi non riusciamo a capire la world music. progressive, ta via di innovazioni. Non riuscivo, però è una cosa che noi sappiamo proprio, siamo giovani, teniamo gana di seguire, conoscendo bene la tradizione, dunque io posso fare se spaziare pure e penso che è una cosa di bello della salute. Ma io penso che la gente deve riuscire però che in Sardegna in questo anno proprio questa rielaborazione che è nata e poi si prende su di adesso a buca fate un convegno a pizza e world music che ancora non si sci bene in Italiana, però ecco questo traballo è cominciato come posato che piegavo primo e cominciavo a vangare e a traballare a pizza di questa innovazioni e poi grazie a Dio in Sardegna tutto. Certe canzoni, certi balli, certe cose che diventano proprio spadesse. Funti d'ora a nasce, questo traballo nostro. Perché nessuno più lavora certe cose, certe canzoni sono già considerate cose che non vogliamo, le cose. Cose antiche. Anche cose antiche, cose quando per esempio una olio traballai ai gocci, mica sento come ti vesti in macca, certo. Oppure all'airelle Lara o le canzoni a Cruba. La canzone a Cruba c'è stato un periodo a Curba, come ti do Leonai, fia da considerata cosa de cose così tedde, de cose de bassi fondi di città, de cose bottolo sì. Da cantante scetti secondo certa gente mi gastianta ma non è bello da cantante scetti in Terrione in sardo come ti in vicinato che de gente cedda e dopo ma non è staici no è staici e morti quando vuole si cantata da noi è stata una delle canzoni che manti frequentato di Bruso in tutto il mondo e i goccios che Deo mi aveva fatto pensare uno spanto quando abbiamo registrato la prima volta i goccios dei Scrueles ma ricordo che in Svizzera Andreas Follenweider aveva questa canzone che su di Prece di Brusso e dopo femmo un spantata perché minaranta in vita commenti canta sa goccia commenti che vesti di cosa de pago un porto a rememoravo Andreas Follenweider con isso che tu a rigetto attenti collaborazione ha fatto mi pare 18 dischi in CD più di 22 in partecipazioni e tutto canto e con Andreas Follenweider in Sando questo arpista che è un musicista di adesso grandioso e tutto canto ma con isso è vinto un disco d'oro in Sassa. No. In 1984 dopo ho fatto 3 dischi, insomma non credo mandrona per fare dischi, ho fatto scelte quando tengo cose da importo da nasi, nunca non sarebbe da nulla a prendere musica sul logo che non è importante. In 1984 abbiamo fatto Isa Rosa, Sadeo a Sola, e abbiamo fatto Yanni Mironnai con Suono Officina, sul secondo disco del Suono Officina. Sul secondo disco del Suono Officina che è sull'ultimo burgo poi diventa Sonos certo. E sul disco con Andreas Follenweider. È stato una resa proprio una vettura mondiale questa, perché noi già traballavamo in Svizzera, in Germania, però a posto di questi 3 dischi insomma la vita nostra è proprio cambiata. Perché sul disco di Andreas Follenweider di adesso ha venduto 3 milioni di dischi, cioè in tutto il mondo una cosa, cioè, e poi si è scritto che abbiamo la voce dell'isola della voce, dunque su nome mio è diventato e cominciava a girare in tutto il mondo. E cominciò a meda. Cominciò a girare in meda. Tu, a questione dei goccios, quanto è stato di importo per voi una persona come Enea danese? Ci punti Enea danese è uno dei gusti, commenta Mario Scano, commenta Cicchedo Mannoni, funti gusti commentare, questo che ti segnalano sa ghia, c'è dei gusti che ti cambiano un pochettino sa vita pure. Cioè,
quando tu intendi si cantando a Enea Danese, a Mario Scano, Ciccardo Mannoni, su pensamento che ha sempre fatto Deo è che vienta stetti su napoletano, su romano, su vienta stetti su a livello mondiale. Su dispregere cosa mia è questo, che si commenti che cantante in sardo non potevano tenere questa visibilità di canti dentro altri, ma fonte di gusto che tu quando lo intendi si comprende se esti sa terra tua, esti su sa poesia, esti su modo di cantare, commenti non si devi cantare pure, no? Cioè, commenti quando intendi esatto, ma poi canta, poi zerra, quando non c'è sta bisogno. Intendi a Mario Scano, Intendi a Mario Scano, intendi a Enea Danese, intendi a Ciccardo Mannoni, intendi a certi cantatori, si narra sono stati fortunati a me e si nasce in questa terra. E pensai che proprio anni e anni, di Enea Danese non fa inti memoria, no, da ricordo, è una cosa strana questa. Poi Enea Danese è nato un raggio che aveva proprio cosa sua e fia troppo poeta poi, può combattere con i altri. Cioè, sa cantata questo che fonte stati proprio poeta, i altri sono me da fonte rimatori, si dicono, fanti rima, ma di poesia non c'è nulla. Quando tu sei troppo a suo livello di danese o di altri poeti lavoratori puro, sa gente di dispracciano che lo bruso popolare. E dove mi penso che a danese attento a questa disfortuna, di non essere compreso sempre. Poi testo cantare sempre non fia di questo che tenia sempre un traggio bello, una poesia quando cantata, non fia mai come si narra, potente, ma via da tocca da comprendi. E mi penso, e poi piadono del spago poi che via bravo scrivendo a tavolino. Elena, tu sei un artista che sta rinascendo di Bogai, proprio barriera de generi musicali, si poi tu canti in festival di world music, di jazz, di folk, di rottocanto. E come testi moi in su mondo, Bollunai, sa considera che teni tipo sa musica del suo Mediterraneo, dessa Sardegna nostra, è considerata a suo proprio modo di atras di importo, come testi sa relata? In questi 40 anni dopo di ogni maniera, a Pubiu, quando ho cominciato un oso, quando arriviamo, quando ho cominciato a cantare in festival in Europa, su 95% viene tutto un gruppo dal nord. E dunque diventa irlandese, francese, sempre su. Quando arrivava sul gruppo sardo, in questo caso famo nostro, si apriva da un altro mondo, perché la gente non li ha mai inteso, e pianta ritmo diverso, sa modo di cantare differenti, gli strumenti pianta differenti. E dunque si è aperto tutto il mondo e c'è stato. Poi siamo arrivati agli anni 90 e noi fia tutto il Festival del Mediterraneo, dunque si vedono molto spostato al sud, quindi nei festival intendia sta gruppo della Grecia, gruppo della Spagna, gruppo del Maghreb, ci vede questo anno so bello meda la musica del Mediterraneo. E dopo un'anno è prosaici, perché sul Mediterraneo in ultimi anni, soprattutto 10 anni, fai subito pensare a altre cose, non fai più pensare alla culla della cultura, ma vai a pensare al modo che noi siamo interrati sotto. E dunque, e commenti che questa gente ti mette nel Mediterraneo, commenti che potesse subito immigrazione, cioè non è operita a altre visioni di questa gente. E dopo un'aga appunto spari sul festival puro di musica mediterranea. Appunto in meta più spago, ma proprio pago meta, sa? E questo non dispregare in mano, poi dunque poi questa musica che arriva da comunque da tutto il Maghreb, da tutto da Spagna, da Grecia, da tutto, è una musica che
che entra nel suo coro, che è bella, che è bella tantendi, ma se sono in un momento, se vivendo questo tempo E tocca e si tocca da... a Questa pettaghi. musica sarda è sempre, tenta in buon conto, poi ti decanta per comenzare, dopo ti cambia sul tempo puro, e sul serio tenores di bitti, e punti stetti sul cruvetto di Peter Gabriel, Cioè, su poi UNESCO e tutto, ci punti meda, gruppo meda di tenore, di concordi che girano in sul mondo, che danno grande riconoscimento in sul mondo, e questo è una grande cosa per noi, no? L'unica che non ottiene ancora questa vettura, non ci dà mai fatta, è su canta chitarra, non c'è mai a rennescio a si impone come canto su canta tenore o launeddas o sorganetto, cioè, non c'è mai a rennescio. Poi dopo, per esempio, pensavo che può andare, siccome noi da pensare a gara è impossibile ad podi portare a fuori da Sardegna. Dopo questionavo a regione, a me da volta con i cantatori, sì. Pensai di incrociare cose da trasportare, perché è una lastima manna Certo. a non poter fare intendi su... Non c'è bisogno di fare 3 ore e mezzo di canto. No, non c'è bisogno di fare fare un'ora di canto, un'ora di canto, basta vai su Santi giusto, poi si va a intendere. E poi certo, tornando a nasci, il voce si commette con questa di Mario Scano, vabbè, un'altra volta, mi questionavo prima, però che ce n'è cantatori buoni, insomma. Tu hai fatto, non sciu canto, collaborazioni con artisti di ogni qualità, di jazz, di world e tutto canto. E poi partecipavo a progetti che nascono proprio, proprio impari artisti connotto su tutto il mondo e sono chi si pone in impari di tutto il mondo. Io penso a questo progetto umano che è fatto poi sul bicentenario, mi pare, dell'Australia, fare Wave, che è una delle cose, non di esprimo cosa, potendo aver fatto bene, non di esprimo, ma una delle cose di importo, impari con sonos di memoria, che impari dopo con musica delle isole, impari con Bella Ciao che si vende ancora a mo'. Bella Ciao un'altra cosa che si fendi con... musica delle isole, pure che stetti una volta, ma Medas che ne ho fatto in Francia, ho fatto 2 progetti in Francia che hanno girato in tutta Europa, in Italia mai, sino a Terraz de Canto con una cantatora del Portogallo e Lucilla Galeazzi, con Lucilla Galeazzi poi cantavo in tutto il mondo, in progetti differenti, in cosa in Francia si usava Meda a fare progetti che nascevano anni e girano tutto il mondo con artisti differenti, mancavi che sono un artista della Grecia, un artista di Creta, un artista del Portogallo, un artista algerino. Ho fatto un concerto con 6 cantatori, una di Algeria, una di Grecia, una di Spagna, una di Portogallo, una di Algeria, di Tunisia. Cioè, ho fatto sempre questa cosa. Poi un altro che ho cantato con Noah e ho fatto un bello progetto, ma con le voci bulgare, cioè... Voci bulgare hai fatto una cosa bella in noi, un festival a Sant'Anna Resi. Bella cosa quest'altra pure. E poi vedo proprio un'altra produzione, Manna Meda per il suo festival di città di Loano, noi ci siamo rappresentata tutto un po' area geografica, cioè nord-est, nord-ovest dell'Italia, centro, e poi isole, ma la Sardegna sta patti. E la Sardegna ci sono... Gioca in un altro campionato e gioca con me. No, poi Loano, ma Loano è un luogo che abbiamo e ha donato un premio umano, poi sta sul disco Cosa Tua, l'Antias, è stato subito disco vincitore. Ma prima a Rosa Resolza. Rosa Resolza pure targa Tenco. Infatti
Volemmo arrivare, partendo da Rosa Resolza, aici mi naras, sicuramente tu in tutte le cose che vai, si poteva poi dopo questionare sul Festival Mare Miniere, ma una cosa che mi piace da noi è che da quando si senti tu, la direzione artistica del suo premio Andrea Parodi, è diventato di aderos attento a questo porto internazionale, è connotto, poi conoscendo a tu, e dunque sa tutto sul mondo della musica, dei giornalisti, dei musicologi, e tutto quanto anche dentro una attenzione manna per noi, grazie al suo lavoro che si fa di lui. Però mi è da piacere a ricordare questa relata cosa tua con Andrea Parodi, visto che hai fatto questo disco, a incidio poi lui sul disco, ha pubblicato sul disco con questa voce registrata di Andrea. Contami questa bella relata cosa tua. Questa relata cosa mia con Andrea è una cosa me da proveccia da quando ho fatto questo disco, si conosce da quando eravamo su picciocchetti, si abbiamo sempre in festas, in cose in Sardegna, in concerti, icnos, altre cose che ci vientano, si abbiamo sempre. E non abbiamo mai pensato di collaborare, pensa a quando Andrea mi ha cercato, mi ha detto e mi voglio fare un altro cammino, e mi voglio lasciare l'azienda e mi voglio cominciare a fare, a seguire una IA di musica mediterranea, e c'avevo fino scantando prima di fare questa cosa, e molto cominciato e mi hanno cioè, Rosa Resolza e non ci sono arrennesciuto da pensando, tant'è che Rosa Resolza era fatto sul disco mio Mare Manno, la prima canzone, poi dai su pure vi fanno altre cose, adesso vi fanno su primo disco a Baccada, insomma, sul mondo, la vita si è portata senza allargare sempre, fino a quando si è visto una dimana che ti sei fatto, non sei fatto, dopo ma volevo fare, dopo un disco di canti sacri, e isso, devo pure, e intanto dovevo un pari, e io ho cominciato a registrare, io sono strumenti interi si viaggia a Maladiao, e io ho cominciato, io ho registrato due canzoni, il nome Giomedas Maria e lo Stabat Mater. In Sagresiedda. In Sagresiedda di Guattuccio Santo Brai, che abbiamo proprio il protettore di questa voce, dunque abbiamo bello a registrare in Gunisi. E in sintesi questa malattia di Andrea è andata camminando all'estero e non ci vi ha più tempo di fare due dischi, ne vai uno sacro e uno con tutte le canzoni nuove che vi ha fatto Andrea. Portavo la prima volta Andrea aveva da scrivere, in questo periodo che Andrea si è malattia, si è scritto di interprete che ha sempre fatto, invece di tenere proprio saprei di scrivere, tenia una cosa in ai. E intanto si è fatto a noi una lastima a non porre su disco questa cosa, e intanto ho deciso un pari di dove a misturare sul disco, di porre le canzoni sacre, ma porre altre cose che adesso ha scritto in questo momento, tipo il Rosario, Temporadas, insomma, e ahí ci seguivo sul disco. In quest'ultimo anno, in questi ultimi anni di questa vita così Andrea, io ho fatto cose di importo umano, concerti che è stata una lastima non essere registrato, ha cantato certe cose che mai è montato in vita mia. Ha conosciuto tutte le persone, adesso tenia un disagio, non è da disagio, ma uno dei persone che tenia che di importo via da conoscere Sabina Iannato. E intanto stiamo lavorando con Sabina Iannato, che è una cantatora greca, si abbiamo portata e è stato un atto più emozionante, commovente,
è stato bellissimo. Poi solo a suonare con Rita Marcottulli, l'ultimo concerto che ho fatto con Rita. Insomma, io sono narrata sempre che, penso che l'ultima tesi che quest'anno, l'ultimo anno della vita sua, è stato l'anno più bello della vita sua. E attento a piano, insomma, no, proprio sul pensamento di serrare il suo concerto ultimo che ho fatto con Grazie alla vita, è proprio poi questo. Poi noi abbiamo fatto una trasmissione pure con Radio Impari e intanto siamo deciso di serrare questa trasmissione con Grazie alla vita, perché io era proprio contavo, poi tenía cosa a me da ringraziare, di grazie. E su concerto pure dell'ultimo, dell'anfiteatro di Serrago, poi questo. Poi io sono uscita benissimo a noi vedendo nella vita sua, ma mancai di aici, tenia da cosa da tornare grazie a me. No, questo di Marcello Ledda, di Mauro Palmas, altro scompagio con tu, il scompagno mio sono le Silvano, cose degli amori lunghi, no? Simonetta Soro. Simonetta Sono Soro. conosciuta a Pitichedo in scuola, studiamo un pari con la maestra Cosa Nostra, con Maria Casula, che ti do grazie sempre Maria. e con Simonetta io ho fatto tutti i suoi studi a scuola in pari, e ho lavorato in teatro in pari, c'è stato un momento che ho saltato, però ho provato un teatro, Brecht, il teatro di Sardegna. Un Brecht. A questo tempo si chiama Cooperativa Teatro di Sardegna, ora è Teatro di Sardegna. E ho fatto anni di teatro e poi la musica antica come ti ho già detto. Radio, tante radio, cose, tante cose a impari e ancora io sto lavorando in pari. L'altro è Silvano Lobina. Entravo, avevano un picciocchetto. Non ci mi da ricordo. Tenia 22 anni, avevano un pio, io sono un minimano e ancora sono pari. Michele Palmas. Michele che si stato quando brintava a suonare con noi, a suonare, io sono su tecnico, su produttore, cosa mia. Tenia da 20 anni non lo tenia, aveva subito ciocchetto, cioè che si chiama, e poi è diventato su che è diventato. Mezzinano Italiano, il mio produttore discografico, ho fatto cosa bella a me, da Rosa Resolza a Cantando a Deus, all'Antias, sul disco dal vivo, insomma, ha reso che è cosa più bella che ho fatto a Zampari. Certo. E che ne altro, sono tanti che non ti passano, che sono amici, sono persone che non ci punti bruso. Mi piace in questo momento che cosa fresca a ricordare a Massimo Ferra, che sti stetti un compagno di vita e di arti che io quando penso a Massimo penso tutto un altro adesso grande musicista che via ma riuscito tutto così. Invece mi ha regolato sommi manno che via e canto mi ha fatto spaziare e canto via da una persona di spazio e canto usata a mancare in Massimo e a ci tante persone e mi piace ricordare a Daniele Azdavuro che non è stata musicista, non è stata però da quando abbiamo studiato che le fotografie di importo per un anno mi era sempre fatta la stessa. Infatti essa devo donare, ti ricordi il suo premio? Io donato il premio Albodoro. Questa si usa musica in tutto il prodotto e fatto quando mi mandata quando sponeva da posto l'archivio cosa sua mi mandava anche una fotografia e quando abbiamo costituito quando o con Mauro o con Simonetta No, Elena, tu è un'auga di adesso ha girato tutto il mondo, Pago sei stati in Perù con Jorge Pardo, ha fatto di adesso, forse non si può contare questa cosa. L'unico luogo che non sono andata è su che c'è scritto su Wikipedia, in Giappone non sono mai andata, però che su Wikipedia c'è scritto che sono andata. Però gli hanno pubblicato un disco cosa sì, tu in Giappone sì. Gli hanno tradotto in giapponese. No, Prude uno. No. Sì. Dunque, con su Giappone una bella relata da Dennis. Cani è su teatro, su loco, che tu hai stato un su corpo, di avere un luogo bello che ti ha fatto vivere un'esperienza che non ti poi si scaresce. De sicuro la Filarmonica di Berlino. Abbiamo un progetto italiano, si chiama Italian Project,
e Deu, Luigi Lai e Mauro Palmas rappresentiamo Sardegna. E s'emozione di questo teatro è indescrivibile, perché questi notteni di tasina quinte, sa gente è tipo un ring e sti dottovetto, dunque sa caliva, cali si sia parte ti giri questi due agenti, un'emozione manna meta. Un'altra de sicuro è Dognota che canta un bida, cioè che Non sia ci tan posso crazy, che credere. sia andata Immagina, del Berlino a quanto sta proprio emozione, bella questa cosa. Satra è de sicuro Nora. Ah, no. Nora e Tarros sono due luoghi che non è riuscito a succedere, ma succede che è anche una cosa che si intende su che due esti. Si intende si storia, sa storia sperdas cosa che nostra, contano. spedras antigas, di Antigas. con tanta cosa, c'è tutto usare, ma de tutto. Non si più de cose. Non te si più de cosa bella se legge. E un altro luogo che mi punti tremata sa scamba, esti quando ho cantato a Marzabotta a Montesole, e noi esti stati fatto suicidio contro i partigiani, e famo sto vendi su spettacolo bella ciao, a un certo punto famo sto cantando e come che si intende su te spese tutta questa storia Cantai bella Cianguni è stato uno che cioè quando si andando non ci vede quando succede di nuovo si emoziona stai dicendo non riesci a andare arriba che quando arriva però non ci si a mano di onai devi agguantare no, ha citato tanto riconosciuto questa mannesa grandiosità di Catui Tenisi Mannaria Mannaria e a stento un mera premius, Donna Sarda dell'anno. E quando non ti premio me, non è che sia bello me. È questo che ti ha fatto più piacere, no? Questo mi piace. No, il premio fa sempre piacere, c'è una mancaiatro, cioè manca sia da quando è donato il suo coro fa sempre piacere. Ti posso suonare questo che ci sono parlato per un no, quando ho vinto la targa a Tenco, mi pensavo che aveva una cosa manna, cioè mi pensavo che aveva, quando mi tanti donati ci sono parlato talmente male che mi c'è sta rotta. Mi c'è sta rotta, sesti una pochetta bungiata e da Tenco, questo mi ricordo, quando mi tanto donato pensavo che aveva una targa. Manna, e invece c'è una cosa picchedetta, e che come ti da questa, mi c'è sta rotta a terra. Un'altra cosa, l'Antias, disco che fa l'ultimo disco che ha registrato, che ha vinto un sacco di premi, tutto questo che poteva vincere da tutto questo che poteva vincere, ma in mera nazione, si cagliesa. Cantando a Dio sicuro ha vinto Cantando a Dio. Cantando a Dio mi sa donato forse il suo premio sono importanti. Dopo in Polonia, la radio di Polonia ha fatto scioperai a tutta questa gente che voleva votare, 25 dischi dei ultimi 25 anni, tutto il mondo. Cantando adesso sta arrivata la seconda, ma sta arrivata prima del Mercedes. Cioè, uno disco che nasce può piacere cosa nostra. Poi, certo, uno quando li ho fatto non pensavo che poteva essere un disco commerciale, un disco tutto di canzoni sacra. E quando ho tentato tutto questo è arrivato al premio Tenco, sta arrivando 5 anni al premio Tenco, cioè, non si varia spanto umano, non si tutto. E su essi su secondo dei meglio 25 dischi degli ultimi 25 anni si è fatto un piacere dei Bruce. No, Gabriella Ledda, Maria Gabriela. Maria Gabriela è sa fortuna, sa sorte di nascere in una famiglia giusta, cioè quando te sei navato un chitarrista che ha cominciato con me e poi da sta trovati un'altra che scrive bene musicalmente, poi hanno tutti i poeti che scrivono poi fare cantare, invece Issa quando Issa scrive canzoni non deve correggere nulla, punti già per
cioè si canta senza E poi spostare, sfueddu su quindi e bogra, poi questa è sfuedo una che cosa. io ti Come fai ogni cosa bella? fuedo è una pedra a manna, cioè, Manna, manna, manna. sia da quando scrivi sul sacro, ma quando scrivi sul tempo de oggi e quando scrivi le cose de arrivi pure, quando hai scritto canzoni commenti a Saderrettunda, che è una cosa per giocare, o quando scrivi le canzoni per giocare, per spippius e cose. Questa è sarti cosa sua. Però questa conoscenza pure della lingua, questa conoscenza dei commenti si deve scrivere, accento, dei commenti si importano di certe cose, non è sta a scrivere testi, poi dei pentessi musicali, queste cose, non è sta a scrivere su pensamento che dai. No, E certo. poi su pensamento è sempre le canzoni che io canto. Mi pare che la sappia scritta, cioè non tengo bisogno di questo non lo penso, questo non mi piace, su chi scrivi sa devo canto con mente che deve essere scritto dove è tutto. No, tu tenesi impegno mera in altre conoscenze, musica, ma convegni culturali e tutto canto, sa circa cosa tua, pizza sa musica, pizza sa storia della Sardegna e attenti pure gana di confrontare politicamente, poi è stata poi un'occasione che ha fatto una campagna elettorale europea, come è stata questa esperienza? Intanto io penso che nessuno si poi che non interessa questa politica, perché questa politica è tutto che vedo. Questa C'è un politica, nodo, se un noso, fosse Isaia che si va, quando è andato all'ospedale, questa politica c'entra, quando cantavo, c'entra, perché che questa politica non fa di sciopero culturale importante, non di poca suppa. E dunque, te succede, che io penso che gli artisti sono in un modo, con su chi vanti, diventi sempre politica. Poi che io canto certe cose, si comprende, a calivati so castieni, a calivati mi pongo, a calivati seo, e chi canta altre cose si comprende che se sta travagliando. E te voli difendi. E te voli difendi, e te voli fare. Quindi, dunque, queste cose non sono sempre fatte. Poi, no, prima delle europee non succede delle cose. La prima cosa che ho fatto, in verità, mi vengo candidata a 14 quando eravamo piccola, mi antelegge per sbaglio, non dobbiamo essere legge, e quando mi sono dimettita subito. Poi, a posti sì, mi sono fatto assessore a 4, è stata una cosa, secondo me, che anche più va in mezzo a gente, a questione di lavoro è sempre cioè, è come quando sei all'opposizione, è tutto facile, quando devi governare è un altro conto. Però quando vi questa assessoratura hai fatto un quarto, un sciacquare E negozio. ho fatto cosa, cioè, Ma non è che meno. io segui una politica culturale, come insegnare. Dopo, apposta se pensiamo che abbiamo spacciato tutto. Invece, quante sono una decina di anni fa, e forse De Bruso mi hanno precontato dei candidati sì, con Tsipras, ma dopo no, subito che no, e apposta se invece mi sono candidata. Mi è stata un'esperienza bella, perché mi ha fatto tornare a fare una campagna elettorale in mezzo a gente, è bella. E sopra il mio è stato un tanti di biri che 14.000 persone, tutti i del domo, hanno scritto il suo nome. E 2.000 in Sicilia, se non c'è mai passata in campagna elettorale. E sopra il un anno da noi si stati eleggere pure, a me mi piace fare questo traballo mio. Cioè, chi mi ha mandato ne ho fatto, di sicuro, quando faccio una cosa la faccio con pregio. Con coscienza. Con coscienza e con pregio. Ma su essere avvarrata andiamo mi ha fatto piacere adesso proprio. No, può spacciare questo doppio, grazie a me, ma te mi voglio preguntare una cosa. Tu andavo a Regione con me, che ci fu sempre pago un festival di world music,
Però una mano di aiuto umana da se dovendi usato ai 18 anni, 17 anni su un mare miniere, che è un luogo che non pare di una cosa invece di essere un festival di adero su dei importi internazionali che ben in noi di ogni luogo del suo mondo, ben in non sceti a fare concerto, ma imparai a comprendi, a conoscere meglio su sa musica, su canto, su strumenti, ah no, conta sì, e te questo. È proprio poi questo che noi non era sempre Mauro pure quando presentavo questo film, te ho fatto questo film pure dopo 6 anni di Mare Miniere si è fatto questo film, docufilm si chiama Miradas, e a posto di tutta questa ora che noi stiamo registrando, io ho fatto un film di 59 quasi un'ora. E presentando Mauro non era sempre questo, che ci via da una mancanza di questa musica, si intendeva da proprio questo bisogno di tenere un luogo e noi, la gente, potesse essere bene, si confrontare e a fare questo tipo di musica senza essere un ladrone, di essere uno sticchione in altri festival. E questa cosa di importo che ho fatto è questa di dedicare, proprio di regalare una gita con questa gente, poi possa prepararci le malattie, non lo so. Una gita però che noi donamos a chi non li venni a imparare questa musica, la musica popolare, e dove si rende in questo luogo, che a volte è Gonnese, a volte è Porto Scuso, è Santo Antioco, sono pruso però è Porto Scuso, e si vogliono un pari i grandi musicisti, maestri, Luigi Lai, Totto Recchesa a certi anni, altri anni Riccardo Tesi, Mauro Palma, Marcello, Deo, Simonetta, tutti che, ma si vogliono di mangiare, quindi a tante ore di notte, con i spicciocchi o schiole di imparare, e noi poniamo a disposizione tutto ciò che noi abbiamo imparato. Bella questa generosità, è bella. No, a proposito di generosità, dona si può dire un consiglio ai giovani che si vogliono accostare a questa musica mancai sarda o del Mediterraneo, o quale sia musica onde ci olli coro, anima e conca, ita di podinai si funta accostando oggi. Ita depinti pensare, depinti denni. Spicciocchedo tenti su sa disfortuna di non tenere bruso il maestro come tu hai detto noi, Beh, tattui. sì, però prima lui tenia tanto a vita, poi imparare, non è preso come ti viene uno del tempo passato. E dunque dobbiamo sempre andare a studiare, con il maestro, punto. Basta cercare, il maestro ci vuole. Non usa gatta, folioso, sai, ma usa gatta che usa cercare. E andare a cercare, non studiare su Spotify, non studiare dei dischi, e non studiare, andare come insegnare dalla fonte, andare a imparare. E di non fare cose a punti di moda. Poi su chi biomeda, cioè ci punti meda, gruppo meda sa moi che fanti musica popolare, ma su chi intendo adesso, su chi mi manca da quando lo intendo, è questa verità. Mi pare che anti imparare questo, dopo fanti questo, poi dopo portare questo braccio, portare questo, questione antanzadro, mancano lo scipiante questione, portare comunque è più importante questione in sardo, e che ci vuole un cajon, ci vuole un tamburello, si spiega lungo, sa cantante, sa cantatora, e fatto. No, non è stai. Tu puoi andare in mutanda pure a suonare, che se non sa verità, o poi suonare su ballo sardo con uno contrabbasso che tu conosci, tu sei buono a tu fai pure. E quando arriva da... e quando arriva da quando se ne sa verità si intende. E quando scrivi in sardo, non scrivi il stesso in italiano, poi
fece questa traduzione simultanea. Non è sta aici. Quando si scrive sardo, si pensa in sardo, si scrive, poi hanno... Commentato tutto in lingua, sai? Commentato tutto in lingua, che devo lingua. scrivere in inglese, non posso Non tu pensare in italiano No, e no, fare no. questa traduzione. A citto sa, brava, è una cosa di adero su. No, Cioè, scritti tutti sono sardo, ma non fate risultati. non fare Tenere pazienza. si comprende subito. No, tu attento, uno bene pregio, riconoscimento, ma uno dispregere, una cosa che una po', accidenti, non ci si arrennesce, questa non mi sta andata bene, uno dispregere. Tante cose, ma Uno dispregere che no. statura. No, non dispregere, una cosa che no, ma può più vai, questa cosa non ci si arrennesce, una cosa che non ti sta arrennesce, successi. Ma di sicuro, riuscì a non mi ricordo, ma sa cosa più importante per me è a cantare, a fare su che si offende. Poi si può fare in tanti modi, no? Si può mancano sempre, si può andare, si può fare andando in televisione ogni dì, si può fare non andando mai. Dunque non è che una cosa che mi dispiace di un vaghetto è a non si comprendere, pocanto non si comprende su che via succedendo in questa musica sarda, di noi andando, e di non essere posto che qualcuno, come dire, amparo prima, poi non arrivare, poi in certe parti di questa musica sarda, su danno secondo me non può tornare ancora. In certe cose non può tornare Bruce. Non è che non mi deve accattare, ma non pensiamo che è arrivata a questo punto e invece è stata da aici. No, posso benitori, in su galascio, un con catadenis, c'è qualcosa che... Ma io posso, benedire per me non tengo nulla, non mi manca nulla, non mi ha bisogno di nulla. Non ha bisogno di nulla. Sono benedire mio e sul pensamento posso tempo benedire e posso gioventù e posso mondo che si conoscendo. Tutto, non mi viene a conca, non dispregere, ma non mica tu sei della generazione mia, non so mai, è molto posto un pensamento che è molto più il tempo che si vivendo. Questo è su dispregere in mano. Questo è vero. E dunque su dispregere, su pensamento è sempre un po' spiccioccheddo. Conosco, io tento già. Dunque, Dio ti do grazie Serena, ma mica scetti poi gusto, posso ragionare di oggi, do grazie per un montone di cose, e poi in 86, quando Dio si arriva in televisione, grazie a tu, non mi sei verdi, perché tu via stanzando su consulente musicali di Sardegna Canta e Dio che non sciemo nuda, come abbiamo arrivato un gunisi di Marte, e grazie a Elena Ledda a comprendere la bellezza di questo mondo, di questa musica e di quest'anima e tutto. Si sono spaziato pure. Sì, però mi ha fatto conoscere quest'anima funguta del mondo di questa musica proprio grazie a tu e dunque a te grazie a tutta la vita. Grazie a te. Ascolta, ma a me mi era piaciuto, non ti dopo domandavo apposta, ma poi si serrai con una cosa, può venire a voce cosa tu hai, ci scetti per la televisione nostra. Ma mo si stroppia tutta questa cosa che ho fatto ma di avere una cosetta poi serrai, come te sigla, siccome questa è l'ultima puntata, devo grazie a tutti questo che hanno dato a ballare in questo progetto, la cooperativa Mega, tutto questo che hanno pensato di fare questo attopius con i voci di femmina e dunque con tu. Dunque grazie a Diarero a tutti, a regione Sarda, con questo progetto Imprenta, si ha donato un aggiunto umano, per poter registrare tutto quanto. E poi serrai questo attopio, mi ha da prace a fare ma un minuto, questo che di bene rinconca, ci serrao su in pace e bene intendendo questa voce di Eleni Ledda. Grazie Salena. Sa cena barazanta, isterinti sa gruci, de su divino rei. Sa cena barazanta, gioia canti a sta luci, chi porta sta me a canta. La irele, lara, la irele, lara,
L'aire, l'aire, l'ara. Questa veina è stata fatta con s'aggiudo della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.